Buon pomeriggio amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le previsioni del tempo da parte di Meteoclari in collaborazione con Veneto Orientale Informazioni e iesolspiagge.it. Come vedete ci troviamo qui a casa di Meteoclari. Oggi vi presento la mia stazione meteorologica col quale prendo tutti i dati relativi alla temperatura, l'umidità, la pioggia, il vento, la direzione del vento, che vengono poi immagazzinati tutti nella centralina interna ed elaborati per poter fare un bagaglio, diciamo, di tutti i dati meteorologici di Jesolo, e diventano così archivio per quanto riguarda lo studio anche del microclima jesolano. Oggi ci troviamo sotto la pioggia e quindi le previsioni del tempo, speriamo che meteo bagnato, meteo fortunato, soprattutto per i weekend. Infatti dopo la pioggia di questa sera le notizie sono confortanti, perché da domani l'alta pressione comincerà a guadagnare terreno sulla nostra penisola e ne beneficerà anche la nostra regione Veneto, con delle schiarite che cominceranno già dalla mattinata di domani ad iniziare dal settore occidentale. Le schiarite seguiranno poi su tutte le regioni nord-orientali e le temperature cominceranno a salire e quindi gradevolmente sopra i 20 gradi, 20-21 gradi. E quindi il tempo soleggiato per quanto riguarda domani pomeriggio, in serata sempre cielo sereno o poco nuvoloso, e la giornata di domenica continuerà con delle schiarite sempre più ampie e quindi sereno, poco nuvoloso. Le temperature continueranno a salire anche domenica, perché l'alta pressione guadagnerà sempre più terreno. E quindi le premesse per un'ottobrata ci sono. In questi giorni vi spiegherò anche un attimino la tradizione dell'ottobrata e il significato. Seguite quindi la pagina di Meteoclari. Non mi resta che augurarvi un sereno weekend qui sotto la pioggia, comunque con buone speranze per domani. Arrivederci a tutti e al prossimo appuntamento.